Rincari nella bolletta energetica senza precedenti, a comunicarlo è il gestore del servizio idrico in Sicilia, Sicilacque. Al via i controlli per prevenire le stragi del sabato sera. Presentati oggi le giornate FAI di autunno per il prossimo fine settimana. Convegno oggi sul carcinoma del colon retto, le novità dell'ultimo anno. Presentata ieri la squadra della SEAP Sigel Marsala di volley femminile. Il Licata Calcio incontra in casa il Locri, mentre l'Acragas all'Esseneto se la vedrà con il Marineo. E benvenuti oggi con l'appuntamento di TV Notizie. Apriamo il nostro telegiornale in tema di rincari. Il grido d'allarme che arriva oggi proprio da chi gestisce il servizio di acque in Sicilia, che è Sicilacque, che in una sua nota afferma come i rincari nella bolletta energetica senza precedenti. Il gestore del servizio idrico di sovrambito sul territorio regionale afferma in una nota ad agosto ha avuto recapitato un conto di oltre 4,7 milioni di euro. Il servizio. Rincari nella bolletta energetica senza precedenti per Sicilacque, gestore del servizio idrico di sovrambito nel territorio regionale, che afferma come ad agosto ha avuto recapitato un conto di oltre 4,7 milioni di euro, una cifra pari al fatturato mensile della società, che dal 1 settembre è stata costretta a passare al cosiddetto mercato di salvaguardia per continuare a garantire un servizio pubblico essenziale come la captazione dell'acqua dalle grandi infrastrutture e il successivo trasporto fino ai serbatoi comunali che servono 1,6 milioni di siciliani. Il passaggio al mercato di salvaguardia non sarà indolore, Sicilacque dovrà infatti sborsare 90.000 euro in più al mese, prosegue la nota. La bolletta di agosto registra un'ulteriore impennata rispetto a luglio, quando l'energia era arrivata a 3,9 milioni e più che quintuplicata rispetto alla media dei costi sostenuti nel 2021, circa 900.000 euro al mese in più. A settembre la previsione è di 4,2 milioni, mentre nell'intero arco del 2022 si stimano 17 milioni di maggiori costi rispetto allo scorso anno. Questi aumenti, in base alle norme stabilite dall'ARERA, l'autorità che regola l'energia, le reti e l'ambiente, non potranno che avere effetti sulla tariffa idrica nel ciclo produttivo 2024-2027. Le ripercussioni del caro energia sono già tangibili sui conti aziendali e rischiano di minare alle fondamenta il servizio idrico di grande adduzione in Sicilia. I vertici della società lanciano un SOS al governo nazionale. Questa crisi dovuta ai costi esorbitanti dell'energia non può essere gestita in modo autonomo dalle aziende. E nel corso dell'ultimo fine settimana, nell'ambito di un rafforzamento degli specifici servizi finalizzati a prevenire le cosiddette stragi del sabato sera, la Polizia di Stato di Agrigento ha accertato che 7 conducenti guidavano in stato di ebbrezza alcolica. Il servizio. La Polizia di Stato di Agrigento in campo per prevenire le stragi del sabato sera. Nel corso dell'ultimo fine settimana, nell'ambito di un rafforzamento degli specifici servizi finalizzati a prevenire le cosiddette stragi del sabato sera, la Polizia di Stato di Agrigento ha accertato che 7 conducenti guidavano in stato di ebbrezza alcolica. Nello specifico, gli agenti della Polizia Stradale di Agrigento, nel corso dei servizi effettuati a Canicattì e a San Leone, località balneare della nostra città, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica 2 uomini di 28 e 49 anni, di Castrofilippo e di Favara, essendo stati trovati con valori 2 volte superiore al limite consentito per legge, nonché una donna di 35 anni di Agrigento trovata con un valore ben 3 volte oltre il limite consentito dalla legge. Altri 4 uomini di 17, 19, 24 e 42 anni sono stati sanzionati amministrativamente per guida in stato di ebbrezza alcolica con valori di poco superiore ai limiti consentiti per legge.
Nel corso degli specifici servizi, in totale quindi sono stati accertati 34 infrazioni, ritirate 3 patenti di guida, 4 carte di circolazione, sequestrate un veicolo e decurtati ben 105 punti della patente. Presentate stamani a Siculiana le giornate FAI di autunno che si svolgeranno il prossimo fine settimana. Ha seguito per TVA l'evento il collega Giuseppe Moscato. Che sia primavera o autunno è sempre la stagione giusta per il FAI, il Fondo Ambiente Italia, che per il prossimo weekend ha programmato le giornate FAI di autunno. Un percorso per scoprire, per riscoprire, per vedere, per conoscere tantissime belle realtà del nostro territorio. La presentazione qui al Castello Chiaramonte di Siculiana, uno dei luoghi FAI che sarà possibile vedere. Un percorso che va dalla Colimbetra di Agrigento, percorre Porto Empedocle con la stazione, la Scala dei Turchi e poi la città di Siculiana. 2 giorni per ammirare, conoscere, condividere, diffondere le bellezze del nostro territorio. Le giornate FAI d'autunno sono giornate organizzate dal FAI Giovani e siamo contenti che sia stato scelto anche un percorso che dalla Colimbetra passa poi a Porto Empedocle, a Realmonte e poi arriva fino qui a Siculiana. Sono tanti i posti da vedere, alcuni sono anche dei luoghi progetto, come per esempio la stazione ferroviaria di Porto Empedocle, oppure anche la Scala dei Turchi, progetto perché ci abbiamo già lavorato, bellissimo anche l'itinerario qui tra il Museo Metè e poi questa struttura del Castello Chiaramontano e poi altre realtà come il Santissimo Crocifisso. Vi invitiamo tutti a partecipare, il 15 e il 16 è una giornata anche di raccolta fondi, ricordiamoci Salvare l'Italia si chiama l'iniziativa e noi siamo sempre presenti sul territorio perché secondo me uniti si vince anche in ordine alla capitale italiana della cultura, che è un'opportunità alla quale partecipiamo. La città di Siculiana, protagonista principale delle giornate FAI d'autunno, offre alcune delle sue bellezze per la fruizione di tutti e magari per conoscere degli aspetti e dei luoghi che così superficialmente abbiamo visto, ma che necessitano sicuramente di un approfondimento. Intanto ringrazio il FAI perché ci consente davvero di valorizzare quello che è stato il lavoro specialmente nell'ultimo anno, per cui oltre ai luoghi già noti come il Castello Chiaramonte, il Santuario, il Museo Mete, sarà possibile visitare dei percorsi storici perché noi siamo partiti proprio dalla memoria per riqualificare il centro storico. Ricordo che noi abbiamo 2 quartieri in particolare che sono molto interessanti, uno arabo e uno ebraico, per cui sarà possibile percorrere queste vie, quindi scoprire degli scorci molto interessanti. Non solo, ma all'interno delle giornate FAI noi proponiamo una mostra del maestro Rosario Bruno, che è un nostro artista, è davvero molto particolare, e in più tantissime altre iniziative per consentire ai visitatori di vivere al meglio queste 2 giornate. Giornate FAI d'autunno quest'anno si svolgeranno in un percorso che abbiamo immaginato che da Agrigento arriva fino a Siculiana, passando per il nostro bene che è il Giardino della Colimbetra, poi a Porto Empedocle con la stazione ferroviaria storica, a Realmonte con il Belvedere della Scala dei Turchi e poi a Siculiana con ben 4 beni aperti. Uno di questi è il Castello Chiaramontano, dove siamo in questo momento, poi ci sarà il Museo Mete, la chiesa e il Santuario del Santissimo Crocifisso e il percorso degli sposalizi. Gli spettatori, i fruitori sicuramente avranno delle notizie importanti, avranno delle guide speciali, gli studenti coinvolti in questo bel progetto. Sì, diciamo che una delle attività collaterali, che poi in realtà è la colonna e il pilastro portante di tutte le iniziative del FAI, sono gli apprendisti ciceroni, le scuole che sono coinvolte, tutti questi ragazzi, il loro entusiasmo che speriamo di trasmettere a tutti i visitatori. E in tema di politiche sociali, l'assessore regionale alla famiglia Antonio Scavone
comunica che è stato riaperto l'avviso del PNRR per l'inclusione dei soggetti fragili. I territori presentano delle proposte. Ci sono ulteriori 10 giorni, afferma l'assessore regionale, di tempo per presentare le proposte sull'intervento per l'inclusione sociale dei soggetti fragili e vulnerabili, all'avviso 1/2022 del PNR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sono stati infatti riaperti i termini, la nuova scadenza è stata fissata al 17 ottobre. Per gli ambiti territoriali sociali e i comuni siciliani è una grande opportunità di intercettare i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da non lasciarsi fuggire. Esorto i territori a presentare le proposte, questo quanto affermato l'assessore regionale alla famiglia Antonio Scavone. E si è svolto stamani un interessante convegno medico-scientifico dal tema il carcinoma del colon retto, le novità dell'ultimo anno, cui responsabile scientifico il dottor Antonino Savarino, direttore dell'unità operativa complessa dell'ospedale di Agrigento. Abbiamo seguito l'evento. Sì, oggi parliamo di colon retto. Io ho voluto organizzare questo corso di aggiornamento partendo da alcune riflessioni. Intanto si tratta di una patologia che rappresenta un big killer vero e proprio. Considerate che in Italia sono attesi ogni anno 50.000 circa nuovi casi di cancro del colon retto e che ancora abbiamo un alto numero di decessi per questo tipo di tumore, 22.000 circa all'anno. È il tumore al terzo posto per frequenza nell'uomo, dopo il tumore della prostata e il tumore del polmone, ed è al secondo posto nella donna dopo il tumore della mammella. Diciamo che colpisce soggetti non giovanissimi, a partire dai 50-65 anni, questa è l'incidenza più alta, ma spesso troviamo anche tumori nell'età più giovane, anche al di sotto dei 40 anni. E la seconda riflessione è stata l'importanza che in questa lotta contro il tumore riveste il medico di medicina generale. Questo perché? Perché il medico di medicina generale è una persona che deve avere la giusta formazione in modo da indirizzare al meglio i propri pazienti. Deve conoscere che questo tumore è correlato a uno stile di vita non adeguato, per esempio una dieta ricca di grassi, l'obesità, una dieta ricca di proteine animali, una dieta ricca di alcol, cioè tutte cose che vanno evitate. Il medico di medicina generale deve anche sapere che è bene che i propri pazienti aderiscano allo screening, che ci consente di fare non solo diagnosi precoce del tumore maligno, ma addirittura di diagnosticare quelle che sono le lesioni precancerose, cioè lesioni che sono benigne ma che possono diventare maligne. Mi riferisco per esempio ai polipi adenomatosi, che ci mettono circa 5-7 anni per degenerare e che, se diagnosticati in tempo, possono addirittura evitare che il cancro insorga. E il medico di medicina generale deve anche conoscere quelle che sono le metodiche diagnostiche innovative e in modo da poter indirizzare tempestivamente, in modo appropriato, i propri pazienti ad una diagnosi precoce, e quelle che sono le nuove terapie oncologiche. Oggi la scienza ci mette a disposizione tutta una serie di farmaci che devono essere utilizzati in maniera appropriata a secondo del tipo di tumore che ho davanti. E apro una parentesi in questo senso, perché i tumori del colon retto sono malattie eterogenee, non sono tutti uguali, e quindi noi abbiamo oggi, grazie a nuove metodiche diagnostiche di biologia molecolare, di capire il tipo di tumore che ho di fronte e quindi di trattarlo in modo adeguato con terapie talvolta anche innovative. Mi riferisco all'immunoterapia, mi riferisco alle terapie a bersaglio molecolare.
Importante poi è anche il ruolo dei diversi specialisti che devono integrare le loro competenze al fine di creare una strategia che in alcuni casi deve essere di necessità plurispecialistica. Per esempio il carcinoma del retto spesso va trattato con terapie sia oncologiche che di tipo radiante, quindi c'è la necessità di questa integrazione radioterapia-chemioterapia. E poi ho voluto in una sessione che ci fosse anche il professore Macri, con cui la nostra azienda, il nostro ospedale ha un rapporto di collaborazione professionale. Il professore Macri dirige la chirurgia del peritoneo e del retroperitoneo dell'Università di Messina e grazie al professore Macri noi siamo in grado oggi di indirizzare alcuni pazienti, quelli che ne hanno bisogno, a terapie innovative quali la PIPAC e quali l'IPEC. Infine credo che sia estremamente importante dare risalto ad alcune figure professionali che giornalmente assistono noi oncologi nella gestione di questi pazienti. Mi riferisco allo psicologo, mi riferisco all'infermiere dedicato, mi riferisco al farmacista, mi riferisco all'ambulatorio di accessi vascolari, mi riferisco all'infermiere dedicato alla gestione delle stomie. Di tutto questo e di come gestire in modo pluridisciplinare al meglio il paziente oncologico affetto da tumore del colon retto si parlerà in questo evento che credo potrà arricchire la formazione di ognuno di noi e magari speriamo modificare in meglio la nostra pratica clinica già da domani. Abbiamo una collaborazione molto attiva, strutturata con una convenzione tra l'Università di Messina, il Policlinico Universitario di Messina e l'ASPA di Agrigento proprio per il trattamento di tumori del peritoneo e del retroperitoneo e non posso che essere felice sia di questa collaborazione sia di questo splendido evento che il dottore Savarino ha organizzato, che è fondamentale per sensibilizzare la cultura sulla prevenzione e il trattamento dei tumori del colon retto. Le novità, oggi si discute di novità sull'argomento. Quali sono, dottore? Sì, oggi fortunatamente anche nelle forme avanzate, quelle caratterizzate dalla metastasi al peritoneo, è cambiata la storia naturale di questi pazienti. Riusciamo a mettere in atto delle tecnologie moderne, quale la chemioipertermia intraperitoneale e poi un'altra tecnica di cui parleremo oggi, veramente recente, che è entrata nella pratica clinica solamente da qualche anno, che è la PIPAC, che è una chemioterapia che effettuiamo per via laparoscopica all'interno del peritoneo e che sta dando veramente dei risultati forse insperati all'inizio della sperimentazione. È una malattia diffusa, diceva il dottore Savarino, insomma tra il terzo e il quarto posto dei carcinoma questo. Sì, è una neoplasia che è molto frequente sia nel sesso femminile sia nel sesso maschile e che fino ad alcuni anni fa era aggravata da una mortalità molto elevata, che oggi, grazie da un lato alla prevenzione, grazie anche all'innovazione tecnologica e anche il nuovo sviluppo di tecniche chirurgiche, i risultati in termini di sopravvivenza sono nettamente migliorati. L'argomento del carcinoma del colon retto, dico, un argomento di impatto notevole, rappresentando il 13% dei tumori. Questi sono incontri molto importanti, principalmente perché tentano, sperano e speriamo di ottenere quello che è il raccordo tra la medicina di base, gli oncologi, i chirurghi, per poter fare squadra e al meglio contrastare quelle che sono le incidenze di una patologia oggi, che con le metodiche che abbiamo a disposizione di diagnosi precoce potremmo sicuramente abbattere come tassi di mortalità e come tassi di incidenza della patologia stessa. Il dottor Savarino diceva nel suo intervento che è importante l'azione dei medici di famiglia per evitare conseguenze più pericolose. Ma i medici di famiglia sono importanti, la medicina di base ha un ruolo importantissimo nel risultato finale del prodotto salute, perché sono quelli che hanno il rapporto diretto con il paziente, sono il front office con il paziente, per cui se ben indirizzati, se ben seguiti, se seguiti
così nei segni precoci di una patologia o addirittura invitarli a partecipare agli screening che sono oggi quelli che ci danno la possibilità di interrompere la catena tra stato precanceroso e canceroso e quindi fare quella che è la profilassi primaria della patologia. Ecco, il ruolo del medico di base è un ruolo fondamentale in questo. Ecco, quali consigli dare a chi ci ascolta, al paziente, i primi sintomi per evitare cose più gravi? Il consiglio di dare è quello di attenzionare anche quei sintomi che vengono subito etichettati come banali e poco significativi. Evitare di etichettare il sanguinamento rettale sicuramente è sempre come emorroidi, ma prima farsi vedere da un medico di base ed eventualmente dallo specialista per poter con assoluta certezza identificare la fonte del sanguinamento rettale. Quindi evitare di dire sì, sono le emorroidi, è un sanguinamento emorroidario, no, non è così. Se non si vede l'emorroide sanguinante bisogna comunque andare oltre con la visita e con l'eventuale indagine diagnostica, anche se il paziente è portatore di patologie emorroidarie e in quel momento non sanguinante. Sì, gli screening sono sicuramente la chiave di volta della riduzione dell'incremento del tumore nella nostra provincia, del tumore del colon, ma un'attività di endoscopia professionale, consapevole e adeguata ai ritmi e alle tecnologie attuali è sicuramente la chiave di volta per la risoluzione o il miglioramento nella lotta al tumore del colon retto, dove innovazione e passione sono veramente la chiave essenziale alla lotta del colon retto. E sarà presentato mercoledì 12 ottobre alle ore 10 presso la Casa San Filippo nella Valle dei Templi il primo convegno dal titolo Il patrimonio culturale intangibile e la sua salvaguardia, organizzato dall'Associazione Culturale Progetti di Immagini di Agrigento. Il convegno è patrocinato dall'UNESCO, si svolgerà sabato 15 ottobre dalle ore 10 nella Sala Fazzello del Museo Archeologico Regionale Griffo e vedrà avvicendarsi relatori di fama internazionale che affronteranno temi inerenti al patrimonio culturale immateriale e i gruppi folcloristici, il Festival del Mandorlo in Fiore come esempio di una buona pratica nella tutela e valorizzazione dei beni culturali e immateriali e il ruolo del CIOF e l'attuazione in Italia della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. E si è svolto ieri presso il Lido Mareggià a Punta Grande di Realmonte il secondo Bluefish Day, pesce azzurro di Sicilia, organizzati dall'azienda di servizi Italia Iniziative e che ha visto la partecipazione del noto chef Rosario Matina. Ha seguito per noi l'evento Margherita Trupiano. Realmonte promuove il Bluefish Day, che è la giornata dedicata al pesce azzurro. È un'iniziativa nel corso della quale partner, comune e ente organizzatore propongono le 1000 sfaccettature attraverso le quali conoscere e gustare il pesce azzurro. Siamo gli organizzatori di questa manifestazione che siamo giunti al secondo anno, alla seconda edizione. Bluefish Day promuove il pesce azzurro siciliano. Quest'anno tra l'altro abbiamo diversi partner, abbiamo l'Associazione Legumi di Sicilia, il Parco della Dieta Mediterranea, insomma abbiamo diversi partner che stiamo cercando di coinvolgere quanto più persone possibile, quanto più associazioni possibile per cercare di promuovere tutti i prodotti tipici che noi abbiamo. Il pesce azzurro è la base fondamentale della dieta mediterranea, ecco perché è presente il Parco della Dieta Mediterranea, ma quest'anno la particolarità è che abbiamo anche inserito i legumi. Ieri abbiamo fatto una puntata all'Accademia Valparadiso che tratta uno dei migliori oli che ci sono in provincia di Agrigento, quindi dare il taglio di quello che è la promozione dei prodotti all'interno del proprio territorio. Qua siamo nella fantastica Scala dei Turchi, quindi promuoviamo anche il territorio. Questo è quello che poi è la nostra mission.
Realmonte ancora una volta si manifesta nella sua capacità di attrarre turismo e di farlo anche valorizzando quello che è il cibo. Questa sera Slow Fish è una serata importante dedicata al pesce azzurro e il comune di Realmonte c'è. Sì, il comune di Realmonte non poteva mancare, noi diciamo sempre che siamo nella direzione della bellezza e questa è bellezza perché è promozione di un territorio e promozione di un territorio con i prodotti che quel territorio ha, valorizzandolo a 360 gradi, quindi Bluefish Day per noi significa che alla seconda edizione significa scommettere sul futuro, sulle attività che noi abbiamo, sui prodotti che ci possono valorizzare in modo da farci conoscere all'esterno ma anche noi conoscere quello che di prezioso abbiamo, in questo caso è il pesce azzurro, in questo caso è una interlocuzione con l'assessorato regionale perché il comune di Realmonte è il partner pubblico di questa attività, ci sono tanti partner privati e l'assessorato all'agricoltura appunto ha finanziato questo progetto, sentivamo poco fa il funzionario che non è l'unico che è stato finanziato, sono diversi, fortunatamente quest'anno molto di più rispetto al passato, quindi si va in una direzione di promozione attraverso la propria storia, ecco, i propri prodotti, le proprie radici. Sono lo chef di Bluefish Day, ecco, questa manifestazione che dopo il Covid ci ritroviamo nuovamente qua numerosi a festeggiare, ad onorare il pesce azzurro siciliano e i legumi con una declinazione di legumi molto particolare. Ecco. Che preparazioni questa sera? Allora, questa sera io faccio uno spettacolo di cucina riguardo che si chiama la pasta e fagioli e storie di Capuna, che è una pasta a fagioli a filo, diciamo cremolosa, con un blend di fagioli molto particolari, borlotti e altre due declinazioni siciliane e un ragù di pesce capone che onora il pesce azzurro siciliano, ecco, la famosa lambuga, ecco qua, tanto per capirci. Il pesce si definisce pesce povero ma soltanto da una volta veramente, perché ormai anche dal punto di vista economico non è più povero. Questo pesce era il pesce di scarto, quello che mangiavano i pescatori, perché non riuscivano a venderlo perché c'era una sovrabbondanza di questo pesce e quindi lo utilizzavano loro e quindi era povero per questo, perché nessuno praticamente lo voleva. Oggi questo pesce invece è stato riscoperto per diversi motivi, perché ormai la cucina non si occupa solo di più di cibo ma si occupa di tante cose, cultura, conoscenza del territorio eccetera, e il pesce azzurro fa parte delle nostre tradizioni, fa parte del nostro territorio, quindi si riscopre anche da questo punto di vista, quindi è una scoperta culturale. Ma soprattutto perché il pesce cosiddetto povero è ricco di sostanze nutrizionali che fanno bene al nostro organismo, i famosi acidi grassi, i polizzatori che si sono riscoperti molto vantaggiosi per il nostro organismo nel prevenire delle patologie cardiovascolari. E quindi ecco che invece di andarle a comprare praticamente in farmacia lo possiamo assumere assumendo questo cibo, questo tipo di pesce che tra l'altro risulta essere particolarmente buono e conosciuto dalle nostre nonne o mamme. La regione siciliana ci ha sempre creduto, ha sempre promosso questo tipo di pesce. Sì, ci ha sempre creduto e continua a crederci ancora oggi, anzi lo riproporrà sempre maggiormente con queste misure, con queste iniziative che vengono finanziate grazie ai fondi FEAMP. La misura è la 568, proprio dove finanziamo questo tipo di iniziative alla ricerca del territorio, come dicevo prima, allo sviluppo e alla conoscenza del pesce azzurro, delle tecniche tradizionali di pesca di questo tipo di pesce, non le famose volanti, cioè le reti a strascico che deturpano il nostro territorio, ma le famose rete da posta, ricordo le angiove di maglia del territorio del catanese, di Acitezza, ormai attrezzi quasi del tutto scomparsi. Ecco, noi riproponiamo questo tipo di pesce
pesca. Diciamo che vogliamo sostenere e far conoscere al territorio, ai nostri concittadini siciliani, questo tipo di pesca, che è una pesca sicuramente che è rispettosa del territorio, una pesca che rispetta il mare e il pescatore e che fa bene alla nostra salute. La dieta mediterranea è il toccasana per la nostra salute e il pesce azzurro la celebra perfettamente. E il pesce azzurro non deve mancare nelle tavole di tutti, perché ci arricchisce di tante sostanze che fanno crescere in salute e invecchiare con successo, ma cucinato secondo tradizione, secondo la cultura siciliana, ci permette di mantenere vivi usi, costumi, materia prima e di fare conoscere il nostro territorio meraviglioso, il nostro mare, le nostre bellezze che ci hanno fatto diventare centenari, e quindi il nostro messaggio è questo: dobbiamo mangiare bene, dobbiamo promuovere cultura, dobbiamo promuovere il nostro paesaggio, il rispetto dell'ambiente e l'educazione di questi valori anche ai nostri figli, che devono essere ambasciatori di questo stile di vita. È assolutamente fondamentale il pesce azzurro, come quello che è la dieta mediterranea, però quella vera, rivisitata. Io dico quella di mia nonna, ci sono alcune cose che non vanno usate normalmente, però il pesce azzurro è meraviglioso per le qualità dei suoi grassi. I grassi insaturi che il pesce azzurro contiene sono assolutamente protettivi sia per le malattie cardiovascolari, sia per i tumori, sia per le malattie cronico-degenerative in generale. Ci sono studi importantissimi che hanno dimostrato come mangiare pesce azzurro condito con l'olio extravergine d'oliva, in modo particolare poi quello nostro siciliano che ha il sole e quindi ha proprietà meravigliose, ci aiuta per la prevenzione. Oggi in questa giornata qua, stasera, voi vedrete come si può usare, come si può cucinare il pesce azzurro, che tutta la gente dice la dieta mediterranea vuole il pesce, oppure tu usi il pesce, costa assai, ma noi ancora, certo è aumentato il pesce delle sarde, dello sgombro, del capone, di queste cose, ma noi spendiamo un poco di più, però guadagniamo in salute, quindi speriamo di poterlo usare sempre questo tipo di alimento, fino a quando, perché tanto serve pure per la protezione dell'ambiente. Oggi 8 ottobre ricorre l'anniversario dell'assassino di Mico Geraci, il sindacalista della UIL barbaramente ucciso sotto casa dalla mafia l'8 ottobre del 1998 a Caccamo, in provincia di Palermo. 2 decenni dopo, malgrado i numerosi collaboratori di giustizia nel frattempo sfilati nelle aule di giustizia, e tra questi anche allora boss di Caccamo Nino Giuffrè, un ex fedelissimo di Provenzano, rimangono senza nomi i sicari dell'agguato, ignoto eppure il movente del delitto di cui fu testimone il figlio 17enne. Seguiamo il servizio da Palermo. 8 ottobre 2022. Questa che vi raccontiamo è la storia di Mico Geraci, un uomo dalle spalle dritte, dei sani principi e doveri morali. Mico Geraci aveva accusato e denunciato i boss di Cosa Nostra per la loro infiltrazione nel territorio di Caccamo, considerato la roccaforte dell'allora numero 1 della mafia, Bernardo Provenzano, nonché il regno dell'ex superlatitante Nino Giuffrè. Era il 1993 quando il consiglio comunale della cittadina del Palermitano fu sciolto per infiltrazione mafiosa. Geraci, politico italiano, non a caso venne tolto di mezzo dalla mafia, quella stessa mafia da lui denunciata e derisa, impiegato regionale con un passato di militanza della CISL che lo aveva portato anche nell'ufficio di gabinetto dell'assessorato regionale all'agricoltura, passato in seguito nelle file della UIL. Si affacciò al mondo politico come consigliere nel comune di Caccamo e come membro del gabinetto. Nel 1994 divenne consigliere provinciale del Partito Popolare Italiano della provincia di Palermo. In seguito prese la decisione di lasciare quell'asseggio per costruire la sua candidatura a sindaco del comune di Caccamo. Diversi furono gli avvertimenti che la mafia gli inviò prima della sua morte, come l'auto incendiata, primo segnale.
Dopo 2 mesi dalla candidatura, all'età di 44 anni, l'8 ottobre del 1998 fu ucciso a fucilate davanti casa sua. I killer, che erano in 4 su una Fiat Uno, l'hanno atteso poco dopo le 21 sotto casa, trucidandolo davanti al figlio Giuseppe. La storia di Domenico Geraci è una storia vera, una storia di ingiustizia e di abusi, di un mondo criminale, un ambiente banale dove la violenza, però, è il prezzo da pagare. Una storia così assurda e così orribilmente già vista. È una storia di mafia che ha lasciato tracce indelebili nella vita politica e sociale italiana. Quella sera dell'8 ottobre 1998 erano da poco trascorse le 20:30 quando Domenico Geraci attraversò piazza Zafferana alla periferia del paese per rientrare in casa. I killer si avvicinarono, uno di loro scese e fece esplodere in rapida successione i colpi di fucile. Geraci cade una prima volta, poi si rialza lasciando a terra una pozza di sangue, crolla dopo pochi metri. Richiamato dai colpi di fucile, il figlio del politico si affaccia e vede le fasi terminali dell'agguato. Aveva 17 anni il figlio di Mico ed è stato proprio lui uno dei primi testimoni ad essere accompagnato in caserma per essere ascoltato dai carabinieri. Ma sappiamo proprio tutto dell'omicidio di Domenico Geraci, o resta anche questo uno dei tanti misteri di mafia, il caso del sindacalista ucciso a Caccamo, un delitto di mafia di cui a distanza di tanti anni ancora non si conoscono gli autori e i mandanti. Questa vicenda, di cui ha parlato anche il pentito di mafia Nino Giuffre, resta uno dei casi di omicidi mafiosi irrisolti. Che importa se la corruzione, la mafia ammorbano l'esistenza di tanta gente con la complicità di alcuni degli uomini chiamati a combatterla? La sua voce, però, quella di Mico Geraci, non è di certo seppellita. La sua voce è sopravvissuta, il suo sacrificio, come quello di tanti altri, non può rimanere a noi estraneo. Pesante clima di omertà, scrisse il giudice quando motivò la prima archiviazione a carico di ignoti. C'è voluto il pentimento del boss del paese, Nino Giuffre Manuzza, nel 2002 per avere 4 nomi di probabili killer e mandanti: Bernardo Provenzano, Benedetto Spera, Giorgio Liberto e Giovanni Puccio. L'omicidio venne commesso, come ha ricostruito Giuffre, scavalcando il boss. Lettere minatorie, mazzi di crisantemi e poi la macchina bruciata. Cosa Nostra aveva lanciato diversi segnali all'indirizzo di quel sindacalista che non scendeva mai a compromessi. Lui andò sempre avanti. Alla fine degli anni 90, 6 anni dopo le stragi, Caccamo era, come la definiva il giudice Giovanni Falcone, la cosiddetta Svizzera della mafia. Prima di morire, però, Geraci era sereno, ottimista. A Caccamo, diceva, la mafia non uccide più. E il comune di Agrigento ha ottenuto un finanziamento di oltre 20.000 euro per la costituzione di 2 comunità energetiche nel territorio comunale. A comunicarlo è l'assessore agrigentino Gerlando Principato. L'avviso Continua Principato, pubblicato dall'assessorato regionale all'energia, ha previsto una procedura di selezione a sportello che, attraverso un contributo a fondo perduto, finanzierà le spese per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili previste dalla direttiva europea RED 2, da costituire entro i prossimi 6 mesi. E dalle Madonie ci arriva purtroppo un nuovo grido di allarme contro il caro energia. Petralia Soprana contro il caro energia. Il sindaco Pietro Macaluso e il presidente del Consiglio Laura Sabatino, in sintonia con le amministrazioni comunali del comprensorio, si mobilitano e chiedono aiuto al governo nazionale per evitare il collasso finanziario dell'intero territorio. Nei prossimi giorni tutti i consensi comunali delibereranno la richiesta di attenzione e faranno sentire a voce alta la disperazione di chi non riesce più a pagare le bollette energetiche e si trova sul baratro economico. Una tragica situazione che è stata già denunciata alle autorità competenti. Da diversi mesi oramai, affermano Macaluso e Sabatino, assistiamo impotenti e senza alcuna possibilità di intervento diretto all'aumento di ogni prevenzione di bilancio, determinando anche l'impossibilità di garantire servizi essenziali alla cittadinanza. Una condizione insostenibile contro la quale non intravediamo iniziative a tutela della comunità, delle aziende e delle famiglie. La situazione è in continua evoluzione e ben presto si tramuterà in emergenza sociale, con i
rischio di portare il tessuto produttivo alla ricerca di risorse economiche nelle braccia di criminalità organizzata, pronta ad approfittare delle gravi difficoltà economiche e dell'assenza delle istituzioni. Anche i comuni stanno attraversando una situazione drammatica. L'aumento eccessivo dei costi per la pubblica illuminazione, quelli connessi alla spesa di energia per la gestione del servizio idrico, gli aumenti che si verificheranno per il riscaldamento delle scuole e degli edifici pubblici, costringeranno l'ente locale a non poter più assicurare detti servizi. Per tali ragioni, continuano Macaluso e Sabatino, non possiamo più aspettare l'arrivo di iniziative da parte della Comunità Europea e chiediamo una forte e decisa azione del governo nazionale che punti ad interrompere le speculazioni in atto e riporti il prezzo dell'energia, del gas e dei carburanti in genere ai prezzi reali. Nelle more chiediamo con urgenza che vengano presi con immediatezza, così come già fatto da altri paesi europei, provvedimenti che consentano di azzerare i maggiori costi energetici ai comuni, alle imprese e alle famiglie, di avviare una forte e decisa interlocuzione con le società di distribuzione energetica e del metano per obbligarli a concedere una reteizzazione senza alcun costo aggiuntivo delle bollette emesse. L'inverno è oramai alle porte. In questo scenario, ancora una volta, le aree interne montane del paese, per le condizioni meteorologiche che le caratterizzano, rischiano di pagare un prezzo ancora più salato rispetto al resto del paese. Presentata ieri presso la sede sociale della società la nuova squadra della SEAP Sigel Marsala, alla presenza del titolare dell'azienda Sergio Vella. La società agrigentina infatti da questo campionato sosterrà la squadra femminile di volley che milita nella Serie 2 con l'ambizioso obiettivo di qualificarsi alla serie maggiore. Noi abbiamo seguito direttamente l'evento. Presentata ieri presso lo stabilimento della società la SEAP Sigel Marsala Volley, una squadra che milita nella Serie 2 femminile di pallavolo. Presente all'evento il titolare della SEAP Group Sergio Vella. La SEAP Sigel Marsala Volley sarà sponsorizzato proprio dalla società agrigentina SEAP, che affiancherà altro marchio, quello della Sigel. Sergio Vella, imprenditore di Agrigento della SEAP, come si spiega questo connubio con una squadra di Marsala, poi diventate sponsor a tutti gli effetti? Intanto andrebbe detto che la SEAP ha sempre sostenuto lo sport, ha sempre fatto delle donazioni per un principio molto semplice. Oggi le aziende moderne non devono guardare solo ai profitti, ma destinare una parte di questi anche in attività culturali per lasciare un segno proprio sul territorio. Quest'anno abbiamo deciso di sponsorizzare una società che l'anno scorso si è contraddistinta nell'ambito nazionale con la seria probabilità di andare direttamente in A1. Una sponsorizzazione che chiaramente è importante anche per il territorio agrigentino. Beh, certo, intanto oggi lo sport va visto nell'ambito nazionale. Noi per tanti anni abbiamo sponsorizzato l'Aragona, ma per tutta una serie di ragioni quest'anno l'Aragona non ha formato la squadra. Noi naturalmente siamo stati sempre fuori dalle compagini societarie. Nella misura in cui non ci è stata più data questa possibilità, abbiamo scelto una squadra del nostro territorio regionale in maniera da far veicolare nel migliore dei modi possibile il nostro marchio, quindi la nostra storia. Che squadra è la Sigel Marsala? La Sigel Marsala è una squadra in A2 che quest'anno prenderà il nome di SEAP Sigel. E dal punto di vista tecnico ci saranno dei miglioramenti, delle novità, se magari ci sono, se ce le anticipo? Beh, diciamo che è una società molto ben strutturata, come l'anno scorso anche quest'anno il loro allenatore è un allenatore insomma, di notevole spessore, dovrebbero esserci tutte le condizioni perché questa squadra anche quest'anno come l'anno scorso disputi i playoff e chi lo sa, magari andare anche in A1. Domani ci sarà una prima amichevole? Domani ci sarà un allenamento al Palanicosia di mattina e nel pomeriggio sarà disputata un'amichevole con il Messina, che è un'altra squadra che milita in A2. Sara Moneta, allora che futuro avrà questa squadra e quale sarà il suo ruolo? Il mio ruolo in questa squadra, io spero di essere un esempio per tutte le ragazze, magari non intendo sia in campo, ok, ma anche al di fuori.
e sono quella che ha più esperienza e quindi sono contenta di rivestire questo ruolo anche quest'anno. Come valuta questo sostegno da parte della SEAP? Ma è un sostegno fondamentale ed è importantissimo perché si va ad aggiungere a una forza come la Sigel non indifferente. Obiettivi? L'obiettivo principale è entrare nei playoff e poi, come ho detto prima, quello che viene di più è sempre un bene. Diciamo che stiamo lavorando parecchio, è un mesettino pieno che stiamo appunto lavorando sodo, adesso abbiamo i primi impegni con amichevoli e diciamo che c'è ancora da mettere sul piatto alcune cose, da sistemare alcune cose, ma siamo cariche, c'è entusiasmo e siamo una bella squadra, questo per partire è la cosa che conta. Quali sono i vostri principali obiettivi per la stagione? Ma diciamo che io non dico mai niente, no? Perché poi si dice, poi se non si arriva a quello, però vogliamo far bene, sicuramente arrivare ai playoff, intanto come primo obiettivo, primo step, ma penso che la cosa importante intanto sia cercare di lavorare bene insieme e quello poi viene in automatico. Oggi siamo nella casa della SEAP, ti chiedo l'importanza di avere alle spalle un club solido dal punto di vista economico. Beh, l'ho visto anche negli anni giocando, è sicuramente fondamentale, soprattutto dopo una crisi post-Covid è importante e questo fa una società ancora più solida, quindi assolutamente è importantissimo. Allora, abbiamo allestito quest'anno una formazione composta principalmente da atlete giovani, atlete che alcune stanno facendo la loro prima esperienza in Serie A2, altre hanno già giocato lo scorso anno, 2 anni fa, titolari, e alcune atlete sono un po' più esperte. Abbiamo 2 straniere, una che proviene da un campionato belga e una che proviene dal campionato francese. Quindi diciamo abbiamo una squadra con giocatrici un po' più esperte che hanno già calcato dei Taraflex, parquet, palestre importanti e altre che devono adattarsi a certi ritmi di lavoro perché è importante adesso in questa prima fase, soprattutto in questo primo mese e nel prossimo fino a fine ottobre, quando poi non inizieremo a giocare, sarà importante, come si dice in gergo, mettere fieno in cascina. Una parte di lavoro fisico l'abbiamo fatta tutti i giorni e quindi non saremo brillantissime adesso, ma ci ritroveremo tutto questo lavoro nel proseguo della stagione. Che pallavolo proverai a far giocare la tua squadra? Una pallavolo brillante, possiamo usare questo termine, mi piacerebbe molto vedere queste atlete che si divertono in campo. Però dobbiamo sempre stare molto attenti, divertirsi, ci si diverte quando si gioca bene. Per giocare bene bisogna allenarsi bene, perché le partite sono la conseguenza di quello che si fa durante la settimana. Gli obiettivi? Gli obiettivi, lo scorso anno non abbiamo centrato i playoff per un punto, io sono arrivato a dicembre e devo dire che subito dopo una settimana le atlete non erano più 12 ma erano praticamente 11 o 10. Dopo alcune settimane abbiamo cominciato ad avere infortunate chi all'addominale, chi al ginocchio, chi alla schiena, chi alla spalla e ci siamo allenati spessissimo in 8-9 giocatrici ad ogni allenamento, non abbiamo mai potuto fare lavoro di squadra e quindi questo ci ha un po' penalizzato. Detto ciò, l'obiettivo è cercare di centrare i playoff e quindi entrare alla fine della regular season nelle prime 6 squadre del nostro girone. Presidente Di Giacomo, oggi a questa presentazione della Sigel Marsala, che parte della SEAP che la sponsorizza, ecco le novità che lei ci può anticipare, il suo ruolo, insomma, lei prima aveva la squadra in A2, poi ha deciso per vari motivi di non continuare, ora si continua in qualche modo col suo sostegno con la SEAP Sigel Marsala? No, il mio sostegno, diciamo che io rimango sempre il presidente della Pallavolo Aragona con un nostro progetto modulato sul giovanile,
purtroppo quest'anno non c'erano le condizioni che mi potessero invogliare a fare una squadra di vertice, perché le vicissitudini dello scorso anno tra Palazzetto di Porto Empedocle è bellissimo, e ringrazio sempre Gabriele Mongata per la sua disponibilità, però vuoto, allenarci al Nicosia, quindi ci sono stati tanti motivi che mi hanno fatto riflettere e in attesa, ecco, di ridisegnare nei prossimi anni uno scenario che possa portare la pallavolo Aragona ai vertici. Come vede questo connubio? Perfetto, Marsala è stata sempre una società che ha fatto bene negli ultimi anni, mi sembra che ha fatto 6-7 campionati di Serie A, quindi c'è molto entusiasmo, quindi con l'arrivo di Sergio con la SEAP sicuramente faranno ancora bene. Io mi auguro, ecco, che raggiungano gli obiettivi che si sono prefissati. Io come presidente della federazione pallavolo, ecco, posso fare solo gli auguri a Sergio, alla pallavolo Marsala, a tutte le società che partiranno questo fine settimana dei campionati nazionali, affinché, ecco, riescano a portare sempre il nome della Sicilia più in alto possibile. Ecco, come presidente, che novità ci dà? Qual è lo stato di salute delle squadre che partiranno in questo nuovo campionato? Ma guarda, purtroppo non c'è un bel momento, veniamo da 2 anni del Covid, purtroppo ci sarà anche la novità della nuova legge sullo sport che partirà il 1° gennaio, quindi molte società sono tutte attendibili, sono tutte che aspettano, e io mi auguro che nei prossimi anni ci sia una ripresa graduale ma in positivo. Un convegno di medicina si è svolto a Capo d'Orlando sulla ripartenza della medicina interna dopo il Covid. Abbiamo sentito il professor Antonino Mazzone. Professore Mazzone, una prima giornata veramente spettacolare anche dal punto di vista presenze, i contenuti, ripartenza. Perché ripartenza? Perché dopo 2 anni di Covid, dove la medicina interna è stata impegnata, come ha detto giustamente ieri il Presidente, nell'80% dei nostri ricoveri, tutti i pazienti con affetti da Covid, adesso dobbiamo ricominciare a fare un'attività normale, che è quello di curare i malati complessi, difficili, polipatologici e fragili, che è la mission della medicina interna in questo periodo. Si è parlato soprattutto di Sicilia, ripartenza in Sicilia. Perché proprio la Sicilia? Perché in Sicilia sono successe delle cose, delle separazioni tra le varie società scientifiche, e questo è il congresso della riunione di tutte le società scientifiche. Infatti qui noi abbiamo presenti tutti gli internisti di tutte le province siciliane. Si parla di Covid, ma l'emergenza Covid è finita? Purtroppo non è finita l'emergenza Covid, per fortuna la malattia è diventata una malattia simile influenzale, dove le polmoniti sono davvero pochissime, però ormai è endemica, perciò indipendentemente dalle vaccinazioni spesso uno si contagia e diventa positivo. Si è parlato degli antibiotici, dell'uso sconsiderato degli antibiotici. Sì, quello è un vero problema per quanto riguarda l'infezione, non tanto il Covid ma la presenza delle resistenze batteriche. Le resistenze batteriche sono un problema perché oggi noi non abbiamo tanti antibiotici in grado di contrastare alcune infezioni particolari, basti pensare all'Acinetobacter, che è un'infezione tipica degli ospedali, soprattutto delle terapie intensive. In questi casi noi non abbiamo grande possibilità, anche se ultimamente esistono 3 o 4 antibiotici che sono stati fatti con un'associazione dei vecchi antibiotici che ci danno qualche speranza. Questa esperienza, lei è stato in prima fila, ecco, ha anche acquistato il Covid. Questa esperienza cosa lascia alla medicina italiana? Questa esperienza lascia sicuramente il rapporto medico-paziente, perché nonostante sia stato un momento difficile, nonostante c'erano le tute che separavano il rapporto medico-paziente, il tenere la mano è fondamentale, il rapporto medico-paziente ne esce rafforzato sicuramente. Indipendentemente, come dico io sempre, noi possiamo avere la migliore petto, la migliore risonanza, il rapporto medico-paziente guarisce nel 50%. Lei ultimamente ha consigliato di attendere per quanto riguarda il vaccino, e ancora di questo parere? Attendere i vaccini nuovi, perché se noi oggi vacciniamo delle persone con un vaccino di 2 anni fa, dove il virus per cui è stato prodotto il vaccino non esiste più, non ha alcun senso scientifico.
Quindi lei, diciamo, contrasta un po' le direttive ministeriali. Io faccio il medico, ragiono in senso di medicina, tra l'altro la mia specialità è in immunologia e fare un vaccino contro un virus che non esiste più non ha più senso. Quanto sono importanti questi convegni come quelli di oggi? Quanti bisognerebbe farne? E poi, un'ultima cosa, è aperto al pubblico? Sì, il congresso è aperto, noi ci confrontiamo dopo un periodo in cui i congressi venivano fatti tutti via telemedicina o via Zoom, eccetera, perché anche il rapporto umano e le discussioni che noi effettuiamo tra di noi in un congresso del genere fanno sicuramente avanzare l'approccio clinico e la cura del malato. Mancano tanti medici in Italia, questa è l'ultima domanda. Ecco, lei per l'apertura dell'università per tutti? È una cosa incomprensibile perché noi abbiamo dei concorsi, non ci sono più specialisti in medicina interna e noi abbiamo ancora chiuso sia il numero dell'accesso di medicina sia il numero all'infermieristica. È una cosa che oggi non ha senso, bisogna rivedere i numeri. Passiamo alle notizie sportive. Il Licata Calcio, che milita nella Serie D, disputerà domenica alle ore 15 la quinta giornata del girone I della Serie D al Dino Liotta contro la squadra dell'Ochi, dopo il pareggio ottenuto nella partita precedente contro il Maraglianese. Sentiamo l'allenatore Pippo Romano. Quinta giornata del girone I della Serie D. Il Licata di Pippo Romano ritorna al Dino Liotta ospitando il Locri. La squadra giallo-blu è reduce da un pareggio a reti inviolate ottenuto nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso sul campo della Maraglianese. I calabresi di mister Renato Mancini al Comunale di Locri hanno pareggiato 1-1 nel derby con il San Luca Calcio. D'inizio alle ore 15 arbitrerà Marra di Mantova. Hanno presentato la partita mister Pippo Romano e il capitano Giulio Orlando. Mister, domenica dopo il pareggio contro la Marianese arriva il Locri, una squadra difficile che ha avuto un inizio esaltante. Sì, abbiamo domenica una squadra tosta perché le uniche trasferte che ha fatto, cioè le 2 trasferte che ha fatto 2 vittorie, ciò significa che è una squadra ben preparata, una squadra veloce, avendo anche filmati, che riparte bene, ha delle qualità importanti, per cui dobbiamo stare attenti e cercare di fare una grande partita sotto tutti gli aspetti della concentrazione, della motivazione e soprattutto della voglia di vincere. Giulio, dopo un pareggio in terra campana contro la Mariglianese avete mosso la classifica, per adesso servono i 3 punti contro il Locri, non è una partita semplice ma al Dino Liotta servono i 3 punti. Sì, abbiamo mosso la classifica, abbiamo fatto un punto che è un punto, diciamo sono 2 punti persi più che un punto guadagnato per quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo creato. Domenica arriva il Locri e sicuramente speriamo di fare il risultato e di fare la prima vittoria in campionato. E sempre sul calcio, domani presso lo stadio Seneto di Agrigento si disputerà la partita Acragas Marineo alle ore 15:30, valida per la quinta giornata di andata del campionato di eccellenza Girone A. Sentiamo le interviste all'allenatore Alessio Mannina e Joan Manel Barrera, giocatori della squadra agrigentina. Mister, domani arriva il Marineo al Seneto per la quinta giornata, la vittoria è obbligatoria per rimanere nei piani alti della classifica. Sì, vittoria che ora ci manca da un po' di tempo. Abbiamo fatto due punti, diciamo due pareggi nelle ultime 2 partite. È chiaro che bisogna tornare a riassaporare il gusto della vittoria. In questo campionato non ci sono partite facili, dimostrazione ne è che domenica siamo riusciti a trovare il pareggio nei minuti finali, prova ne è che il Marineo stesso fino al 90° pareggiava a Sciacca, quindi dobbiamo essere bravi nel capire che questo è un campionato difficile, questo è un campionato dove gli avversari ti liquidano forse quando giocano con squadre blasonate come noi, come Lenna, come lo stesso Meselmere, quindi è chiaro che dobbiamo essere bravi ad avere un atteggiamento aggressivo, ad aggredire la partita, a cercare subito di trovare la situazione che ci porti a sbloccare il risultato.
Tatticamente che gara ti aspetti? Che avversario ti aspetti domani all'Esseneto? Da Marineo arrivano messaggi anche decisi, giocheremo a viso aperto e poi risaltano il fatto che il Marineo è la bestia nera dell'Akragas. Sì, l'anno scorso credo che sia stata artefice dell'eliminazione di Coppa dell'Akragas. Ho visto una squadra molto propositiva, ho visto una squadra organizzata, anche Asciacca ha avuto un atteggiamento molto, molto aperto, si è giocata la partita fino alla fine e forse quando pensava di vincerla l'ha persa. Poi è chiaro che noi dobbiamo guardare molto alle nostre qualità, alle nostre forze, dobbiamo essere consapevoli che siamo un gruppo costruito per vincere e dobbiamo avere l'atteggiamento giusto. Mentalmente come sta l'Akragas? Guarda, nelle precedenti versioni ho detto sempre che le vittorie ti aiutano a vincere, la squadra è consapevole che il pareggio di domenica, la partita di domenica aveva altre aspettative, però è chiaro che non tutte le partite si possono vincere, siamo stati bravi, caparbi e determinati nel raggiungere il pareggio negli ultimi minuti e quindi da quel punto dobbiamo ripartire e tornare alla vittoria. Chi recuperi domani? Credo che recupero Locascio, Vitelli starà fuori e poi c'è Manzor squalificato, ma questo è un gruppo che non può pensare alle assenze, deve pensare ai giocatori che ha a disposizione. Juan Manuel Barrera, domani l'Akragas gioca in casa contro il Marineo, quinta giornata dell'eccellenza. I 3 punti sono importanti, fondamentali per rimanere nei piani alti della classifica. Che Akragas servirà all'Esseneto per provare a battere il Marineo? No, noi diciamo che sempre la partita prossima è la più importante di tutto il campionato. Per quello noi dobbiamo uscire a giocarla il tutto per il tu, dare tutto per la squadra, ognuno di noi dare il suo rapporto e bueno, speriamo vedere un pubblico accogliente, che vengono tutti all'estadio, però per quello noi dobbiamo fare una bella figura dentro il campo e per quello. In settimana come l'avete preparata questa partita? Avete lavorato molto sull'aspetto fisico ma anche mentale? Sì, lo mentale anche il rivale, abbiamo studiato bene il rivale, noi nos prepariamo alla grande con il mister, con lo staff, con tutti i giocatori disponibili, anche i ragazzini, così che speriamo che sia una partita di bene. A Casteldaccia il mezzo falso contro il Casteldaccia, cosa è successo? Se può dare perché è calcio, noi non possiamo permettere di regalare punti in questo campionato perché se ti staccano 2 punti di avanti poi dobbiamo raddoppiare lo sforzo, per quello anche in casa come fuori di casa dobbiamo sempre cercare i 3 punti. Poi è successo che bueno, il campo, il rivale ha dato tutto, noi dobbiamo superare tutti gli ostacoli, per quello tanto questa domenica come la prossima sempre pensando in vincere. Alessio Mannina, domani l'Akragas gioca in casa contro il Marineo, quinta giornata di eccellenza. I 3 punti sono importanti, fondamentali per rimanere nei piani alti della classifica. Sì, domani è una grande sfida, una sfida importante, soprattutto dopo il pareggio che abbiamo fatto con Casteldaccia. Abbiamo bisogno dei 3 punti per cercare di finire il primo in classifica il prima possibile. Il Marineo che avversario è? Come l'avete studiato? Marineo è un avversario tosto, non a caso ha messo in difficoltà molte volte lo Sciacca, ha rischiato di vincere pure la partita nonostante fosse pure un uomo in più. Prima di prendere 2 gol infatti molti giocatori sono arrivati molto vicino al gol, poi è finita come è finita, però sono una squadra tosta. Domani servirà una grande prestazione del collettivo? Sì, alla fine siamo una grande squadra, tra i panchinari, chi parte titolare, anche chi va in tribuna, siamo tutti sullo stesso livello, non c'è un 11 fisso, possiamo girare tutti benissimo. E chiudiamo questa nostra edizione del nostro telegiornale con una notizia della Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale Cristo Libera a Porto Empedocle, diretta dai pastori Brigida e Vito Giardina, con la partecipazione della comunità cristiana evangelica Amore che Libera di Bagheria. Organizzerà una serata di evangelizzazione a Porto Empedocle in via Catania. Alle ore 18 una serata di preghiera per i bisognosi di ognuno, cui la cittadinanza è invitata a partecipare.
Con questa notizia è tutto, chiudiamo l'edizione di oggi del nostro telegiornale e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo.